premessa però è d'obbligo. Tutte le volte che vogliamo introdurre una nuova abitudine, una nuova routine, ci sono delle cose che dobbiamo cercare assolutamente di evitare. Prima fra tutti, dobbiamo evitare di pensare di cambiare contemporaneamente più abitudini tutte in una volta. Identifichiamo invece un'abitudine che vogliamo eliminare o magari una nuova abitudine che vogliamo introdurre e concentriamoci su quella finché non ci siamo effettivamente liberati di un'abitudine negativa o finché non abbiamo introdotto quella positiva, finché questa non si è ben radicata nella nostra routine. Si dice infatti che un'abitudine, per diventare realmente tale, necessita di almeno 3 settimane di tempo per radicarsi del tutto nella nostra vita. Quindi diamoci tempo per farla nostra, prima di dedicarci ad un'altra nuova abitudine che vogliamo introdurre. Un'altra cosa da evitare è di pensare di ricercare la perfezione. Ecco, quello che cerchiamo non è la perfezione, ma è il miglioramento. Ovvero, anziché frustrarci perché non riusciamo immediatamente a realizzare al 100% quell'abitudine che ci siamo prefissati, proviamo invece a premiarci per i piccoli successi quotidiani che stiamo ottenendo in quella direzione. Se ho deciso per esempio che per la mia vita è bene andare a correre tutte le mattine, ma fino a questo momento non ho mai fatto sport in vita mia, mi sono sempre alzato l'ultimo minuto prima di andare a lavoro, ecco, non mi imporrò improvvisamente di alzarmi alle 5, di correre un'ora filata senza fermarmi, ma magari inizierò con lo svegliarmi un'ora prima del solito, inizierò con l'indossare le mie scarpe da ginnastica e magari andrò anche a fare solo una passeggiata, magari un ritmo un po' più veloce, un po' più sostenuto, anche solo 20 minuti, anche solo vicino a casa. Ogni giorno però alzerò un po' l'asticella della mia sfida per raggiungere gradualmente l'obiettivo che mi sono prefissato. Ultima cosa da evitare è quella di seguire una routine non adatta alle nostre esigenze, magari scopiazzando qua e là le abitudini degli altri. Non esiste infatti una formula perfetta di morning routine. Perché? Perché ogni individuo è unico in sé, così come sono uniche le sue abitudini e le sue esigenze. Però è interessante notare come, seppur molto diverse, le routine del mattino delle persone che ci circondano, che magari abbiamo come modello perché riteniamo che abbiano successo nella vita, ma non perché siano ricche, perché siano famose, ma perché pensiamo che abbiano trovato il proprio equilibrio, che conducano una vita appagante, una vita soddisfacente. Ecco, seppur molto diverse, mi sento di dire che queste routine del mattino hanno generalmente delle caratteristiche in comune. Sarebbe interessante quindi prendere spunto da queste routine per costruire invece la propria ricetta di morning routine perfetta, composta dagli ingredienti che riteniamo possano andare bene a noi e alla nostra vita, per darci la giusta carica e la giusta energia per iniziare bene la giornata.